Maltempo e cambiamenti climatici sempre più spauracchio degli agricoltori. La grandine ormai è solo una delle moltissime avversità che colpiscono in ogni stagione la campagna veneta e anche quest'anno non ha fatto differenza. Strapazzate da un estremo all'altro, le colture hanno dovuto fare i conti con una primavera estremamente piovosa e un'estate a fasi alterne tra nubifragi e siccità. Condizioni che in molti casi hanno devastato le coltivazioni, come sottolineato dai consorzi di difesa delle attività agricole dalle calamità di Veneto e Friuli Venezia Giulia, riunitisi quest'estate presso 2 aziende agricole trevigiane proprio per valutare sul campo i danni arrecati dalle avversità atmosferiche. Mais e vite, in particolare le colture più colpite, al punto da vedere seriamente compromessa, ad esempio, la produzione del prosecco. La pianta si è trovata in fase di germogliamento con fenomeni di asfissia radicale, cioè troppa acqua nelle radici che non riescono a respirare, ha emesso le prime foglioline con difficoltà, ha avuto uno sviluppo stentato, è entrata con tanta difficoltà in fase di fioritura e lì ci sono stati fenomeni di colatura dei fiori. L'incontro organizzato dai Condifesa di Veneto e Friuli Venezia Giulia ha avuto proprio l'obiettivo di toccare con mano gli effetti provocati da fenomeni impossibili da prevedere e da arginare. Ma cosa possono fare allora gli agricoltori per proteggere il loro lavoro? Beh, fisicamente non può fare nulla, il tempo fa quello che vuole. Può affinare, diciamo, alcune tecniche di produzione, nel senso di sistemare bene i terreni perché lo sgrondo delle acque sia ottimale, eccetera, ma in annate come queste anche nelle condizioni migliori abbiamo visto danni. Ha la possibilità di coprirsi con polizze pluririschio o multirischio che coprono anche questi rischi. Il supporto assicurativo rappresenta certamente lo strumento più efficace per salvaguardare le colture e il reddito delle aziende agricole. Uno strumento che il Condifesa Treviso continua ad ottimizzare sulla base delle esigenze degli agricoltori e che è incentivato dalla stessa Unione Europea. Il suggerimento agli agricoltori è in particolare di stipulare preventivamente polizze assicurative multirischio, perché ogni stagione non è mai uguale alla precedente.